Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, finalmente siamo su MotoGP 15 e siamo tornati anche su PlayStation 4 perché l'ho preso per Play 4 stavolta perché dopo tutti i problemi con PC ho detto che sporo, proviamo versione Play e si gode. Adesso vedi laga anche così, c'è laga, ha problemi anche con la PlayStation, giuro che mi incazzo. Siamo qua, stagione carriera comendiana, siamo con una wild card, chiaramente partiamo da Brno. Oh, partiamo con semi pro la fisica e livello già difficile, quindi già livello che per il comandone è duro, per un gondolaro che sparo, mentre per i caricamenti su play non me li ricordavo così lunghi. Muoviti porco, muoviti porco. Dai cazzo che veneziano vuole veramente fare cose incredibili. Oh, eccoci qua. Baywing Grand Prix, Czech Republic. Brno Circuit, Czech Republic, Czech Republic. Cosa combinerà il buon veneziano? Non è che l'altro anno siamo partiti con tipo 3 mesi di ritardo. Saluto a tutti i telespettatori da Guido Meda. Ci troviamo a Brno, 11ª tappa Oh, è del tornato mondiale, Guidone, per la diretta del Gran Premio. Ok. Ho messo solo gara, chiaramente non ho messo qualifiche per... Quando ti trovi nel pit, il ciao, monitor non ho messo detecta le qualifiche per le wild card, speriamo di fare una buona gara. Tracciato bagnato, ok. Vai Beppe, andiamo. Vai Fioi. Vediamo graficamente com'è la versione play. Beh dai, sembra male. Bello. Dai, non è male, buono, ci sta. Ok. Devo dire che qua anche televisore ultra cazzuto. Bene, mi piace. Vai Cube, e ci siamo. No, abbiamo già Rosy. No, cazzo, quello joystick. Madonna, devo abituarmi con joystick Play 4, figlio. Abbiamo Rosy Binder. Calma. Oh, e ci siamo, figlio. Il Cube è tornato. Siamo tornati su MotoGP. Ciò che su sto monitor qua mi si vede anche meglio, cazzo. Vai come. Non ho nessun aiuto, chiaramente da parte del traction control, perché sennò Danilotto, Danilotto e Che Guevara. Alla Guevara. Dimostriamo subito che siamo buoni. Non ho fatto le qualifiche nella speranza di arrivare comunque bene, ma forse ho sbagliato perché con questo livello di difficoltà non è facile rimontare, vediamo. Però per un circuito che amo, quindi sulla carta possiamo fare bene. Non ci sono le rewind, chiaramente rewind non esiste, cioè. Buono. Non laga per niente. Questo è un gioco che prenderà per play allora, perché su PC è pieno di bug, cazzo. Migno, abbiamo Mignolo, fioi. Abbiamo il Mignolo. E Fenati così indietro il Fena. Non stiamo guidando male, però siamo lenti, spero un attimo di presa. È la prima gara che faccio in assoluto, raga. Occhio, ho tracciato bagnato, che Spobern. E il Cume passa, Mignolo. E si... No, non lo passa ancora sto porco. Ma dopo vuole giocare a MotoGP, cazzo, farò un sacco di video, spammerò un po' di MotoGP. Abbiamo McLaren, ragazzi, McLaren. Eccolo qua. Il porco. Si chiama Ferrari ed è indietro, fatalità, tanto per dire. Bagnaia si troverà alla grande su questo tracciato, fioi. Come trovare qualche soprannomi comendiani che hanno fatto la storia di MotoGP 13, madonna, cosa ci siamo divertiti. Clark Kent, giro record di Clark Kent. Fastest lap di Kent. Siamo lenti proprio, che sporo, siamo lentissimi. Io spero che sia anche la moto un po' brutta, perché c'è un po' del cazzo, perché non ho neanche visto l'obiettivo, sono partito troppo a bomba. Vabbè, che spero che quest'anno ci sia un po' di più il fatto delle cadute, che devono cadere, il computer deve anche cadere, Cristo santo. Dai, pian pianino stiamo recuperando un po' di posizione. Tanto che se la portiamo dalla scuderia scarsa, poi dopo con le qualifiche, che le wild card mi stanno sui maroni, voglio togliermele il prima possibile. Troppo esterno, ma come, ma porca troppa. Ma guarda Ferrari Vardio, ciao Ferrari.
Vedo che con il joystick della Play 4 faccio una fatica, ormai che sbordo, gioco solo sul joystick Xbox. Questa wild card veneziana, penso a un veneziano che va in moto, veramente incredibile, anche Guido Meda ha detto. Guido Meda è scioccato nel vedere un ragazzo veneziano in MotoGP, che comunque nelle classi anche Moto 2 e Moto 3, cioè non c'è mai stato un veneziano, perché poi i veneziani non sono famosi per la guida. Dai. Sarà il buon Fenati, ragazzi. Fenati molto indietro, però sarà frenato da qualcuno, chi lo sa. Madunina del scimmio. Possiamo recuperare ancora qualche posizione, d'altronde sono lente le gare, no, sono lente le gare in Moto 3. Ancora fastest lap di Clark Kent. Questa moto è un po' una minchia, scuso per i termini un poco eleganti, ma è la realtà. Cordolo Comendiano, dai, cazzo, almeno 13, sono tutti là, Cristo, se ne prendo uno li prendo tutti. Inizio un po' tragico. Va bene. Cominciamo male per poi finire la grande, ragazzi, me lo sento, questa saranno veramente vittorie, una vittoria dopo l'altra. Dai. Ho paura di non riuscire più a prendere nessuno, però, Va bene, ecco, calma, prima gara, ci sta l'ambientamento di nuovo, un nuovo joystick. Ci sta tutto, come ci sta tutto. Dai, vecchio mio, dai. Ok. Perché forse ne prendiamo qualche altra posizione. Dai, cazzo, c'è anche Ono, fioi. Penati e Ono da superare. Ritardo la frenata. Ciao. È arrivata la caduta. Ci ho provato, sono sotto una vibrazione. Perdo una posizione anche. Ci ho provato, fioi. Devo abbastanza prendere la mano, Ma vaffanculo. Come cosa ci convieni, cavolo? Uno come te, uno che ha vinto mondiali su mondiali. Peccatos, ma 16° posto, non positivo, ma si incazza, giustamente si incazza. Saluto a tutti, bene. In attesa di vedere i una gara nella però prossima gara io direi di fare anche le qualifiche, sinceramente. Guarda che incazzato, vabbè, stiamo tranquilli, dai, prima gara, adesso se ancora faccio le qualifiche, dai, ho capito che senza qualifiche non ga faccio. Porca mignotta. Ragazzi, vai con Valencia, seconda gara della wild card, partiamo in 20ª posizione, ragazzi, ho recuperato 4 posizioni, sono molto fiero di me stesso, veramente. Siamo col team San Carlo e vai. Vediamo cosa combina Veneziano in quel di Valencia. Un'altra gara comunque favorevole, ci sono anche fortunato nel wild card. Purtroppo ho una moto abbastanza di merda. E ammazzo Che Guevara, è morto il Che. Ho ucciso il Che. E niente da fare i vanesi come ieri. Oh, una caduta, che bello. Ecco, ma non cadere. Ma vai sto coglione, va Manzi. Sto manzo maledetto. Il mio compagno di squadra anche teoricamente.
curioso di capire che scuderia mi danno sti porti. Dai, mignolo da superare, dai, Kuma, dai, però, dai, tira fuori qualcosa da sta moto, dai, cominciamo subito a dormire. Ho bisogno delle staccatone della vita. Restati, Kuma, dai. Guarda Migno, ragazzi, un Migno impazzito. Incidente. Migno, ciao. Ma non l'ho toccato però il porco, vabbè, cazzi suoi, cazzi suoi. Noi dobbiamo fare sportellate col mondo. Io spero sia veramente la moto scarsa, perché mi sembra di fare proprio errori macroscopici. Basket. Oh, il nostro amico Vasquez dal Palermo passa la Moto 3, bene, mi fa piacere. Bravo Vasquez. Sono lentino però, alla Oliva, maledetto Oliva. Larghissima, 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 perdo addirittura 2 posizioni, momento tragico per il veneziano, che comincia nel modo peggiore con le... Meno male che è solo la wild card, quindi non conta un cazzo per la classifica, però insomma, volevo ripresentarmi su MotoGP in maniera un po' più devastante, invece qua solo figure di merda. Va bene, dai. Ciao Martino. Comunque la Moto 3 è sempre stata un tabù per me, ho vinto solo un campionato e è all'ultimo, no? Dopo la Moto 3 è sempre stata proprio un tabù per il veneziano. Dai, devi spingere a cannone, almeno 16esimo, dai, almeno confermiamo la posizione di Bernat. Confermiamo Bernat, confermiamo Bernat. Dai come, dai come. Dai. Con i 17esimi purtroppo. Basket è sempre in testa, giro record per Quartararo. Mamma mia. Ragazzi, ora che il 9 arriva anche Formula 1, lo sto aspettando con ansia, non vedo l'ora. Penso però per PC quello, però vediamo. Perché ho sentito che la versione console fa cagare. No, ma ora sei un pirla. Ora sei un pirla ufficiale. Penultima posizione, ragazzi. Inizio veramente da barboni. È colpa del joystick, PlayStation 4, basta, preciso. Abbiamo l'alibi, raga. C'è l'alibi comendiano, e allora sto tranquillo. Che inizio di merda. Ho sempre vinto a difficoltà difficile, quindi non mi spavento, ci può stare all'inizio con qualche problema. Però speravo onestamente di partire un pochino meglio. Prima gara anche abbastanza positiva, ma questa Fiori c'è. Un penultimo posto che lascia l'amaro in bocca per veneziano. Devo ancora trovare i tempi di frenata e robe, ma d'altronde non ho voglia di allenare, cioè nel senso volevo partire subito a registrare, ho troppa voglia, tanto che non tocco MotoGP. A parte l'aspettando là, vabbè, insomma. Va a vincere Vasquez, il veneziano può festeggiare, che non è ultimo. Ok. Signori, con questo il Kuma ha dimostrato che si può festeggiare anche arrivando per ultimo. In attesa di vedere i festeggiamenti. Madonna. Che disastro. Fans meno 9. Sono riuscito a fare meno 9 fans.
Oddio. Meno 9 fans. Cioè, sono disiscritti dal mio canale. Twitter, non lo so, da twitterone, ma no. Ho perso 9 fans. Sempre odiato la parte wildcard. Spero si siano stati dai coglioni e che si può partire. Come puoi vedere, ora hai diverse offerte da parte degli sponsor. Che Alla sinistra bello. del touchscreen troverai... Ciao porco. Andiamo. Il tuo team, noi di team siamo interessati a una collaborazione con te, il tuo team privato. Oh, lo voglio, cazzo. Vediamo il team privato. Team privato, figlio, deciso. Ah, 15esimo dove arrivare. Aspetta un attimo, team privato. Nome team. Beh, sì. Questa è l'unica cosa che può stare con noi, ragazzi. Con noi come indiani, noi siamo i dominatori sex. Dominatori. E Tori, come sapete, è la mia seconda ragazza. No. Peter F invece. Ok. Non ci sta, no. 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 Ma che era fanculo. Raccomenda team. Quello ci sta forse. Ma dai. Nome team Comenda aveva una bella merda, ma non mi viene in mente altro. Logo. È una bella gnocca, no? Madonna, che loghi da gay però, vabbè. Mettiamo... C'ho leone veneziano, però non mi piace sto blu così, mi fa cagare. C'è anche quello. Allora andiamo... No, leone direi di no. Cazzo scegliamo? Okay. Lo squalo mi piace. Mi piace lo squalo. Sì, in realtà va bene. Ok. Personalizza moto. Allora, livrea. La livrea. Madonna, solo una livrea che do coglioni, però dai, cazzo. Rosso. Proviamo a fare una moto truzza. Arancione. Secondo colore. Sapete che ho un debole per arancione, quindi mi dispiace. Ah, è la sella questa, no cos'è? Ah, i bordi così. E poi tanto posso cambiare, spero, quindi... il blu ci sta però. Vediamo quale. Vediamo un attimo. Vai. Colore cerchi. Vediamo come sta. Arancio, insomma. Vediamo il bianco. Vediamo il blu.
Dai, proviamola così. Sposi. Comenda Vefia. Team Comenda Vefia. Proprio un nome che ti dà quell'emozione devastante. Ok. Però lo squalo, boh. Sono indeciso. Adesso devo perdermi su queste robe qua, porca troia. Anche questo è bello. Vediamo qui, sì, andiamo su questo, mi sembra più aggressivo, più comendiano. Next season. Inizia la stagione, ragazzi, ci sarà un team privato veneziano, si è comprato un team, Comenda V-Team. E mo spacchiamo il culo a tutti. Comunque, se volete darmi consigli per il colore della moto, dove si può ancora cambiare, non ci sono problemi. Touchscreen. Ok. Sarà la tua casa nel tuo campionato, va bene. Grazie mille. I punti lo so. Va bene. Una moto performante, 15° posto è l'obiettivo, dai. Ok. Giorgione Radler, il mio team manager. Perfetto, raga. Siamo pronti. Vediamo se si può ancora cambiare qualcosa qua. No, aspetta, scusate. Ah, però vabbè, il nome si può cambiare comunque, ok. Perfetto. No, che cazzo. Comenda verde, poi si può cambiare, sì, ok, sono tranquillo. Boh ragazzi, ho saluto il Comandante Veneziano, è partita la stagione comendiana sul MotoGP. Ciao!